Parte stamani la nuova legislatura alla Regione, si riunisce per la prima volta l'Assemblea regionale siciliana alla presenza dei neoeletti, che ricordiamo essere 11 per il Partito Democratico, 8 per il partito di De Luca, 11 per il Movimento 5 Stelle, per un totale di 30 parlamentari che compongono la minoranza cosiddetta opposizione, mentre per la maggioranza sono 5 per la nuova DC di Cuffaro, 4 per il Movimento delle Autonomie di Lombardo, 13 per Forza Italia, Presidente Schifani compreso, 5 per la Lega, 13 per il partito della Meloni Fratelli d'Italia, per un totale di 40 componenti, e si eleggerà il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che dovrebbe essere Gaetano Galvagno di Fratelli d'Italia, fedelissimo e concittadino del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Prima della seduta l'uscente Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè si è visto con il Presidente della Regione Schifani. Miccichè, un po' polemico con Schifani, ha dichiarato: «Mi hanno tenuto fuori dalla maggioranza e ovvio personalmente che mi ritengo libero di votare oggi o in futuro secondo la mia coscienza e non secondo le appartenenze». Ciò è scaturito dal fatto che il parlamentare, afferma Miccichè, aveva indicato 2 assessori da inserire in giunta più una donna per la sanità, individuata in Luisa Lantieri perché gradita anche all'onorevole Cuffaro. Ho pensato che potesse essere un buon punto d'incontro, ma la mia idea non è stata neanche presa in considerazione. Miccichè non ha ancora deciso se andare a sedere a Palazzo Madama o rimanere in Sicilia come deputato regionale. Intanto sentiamo una rappresentanza dei parlamentari agrigentini, gli onorevoli Margherita La Rocca Rupolo, Carmelo Pace e Giussi Savarino. Oggi comincia questa nuova avventura, mi auguro sia per la Sicilia, per i siciliani e per quello che è il lavoro che ci aspetta. Mi auguro siano 5 anni in cui si possa lavorare per dare risposte alle tante richieste che ci sono. Molte cose sono state fatte nella precedente legislatura, però sicuramente rimane da fare tantissimo. Io personalmente, essendomi occupata di sanità, mi auguro di poter continuare su questa linea. E penso in particolar modo alle risorse che dal PNRR devono arrivare, e quindi immagino quella rete che in Commissione è stata portata avanti nella legislatura passata, la rete del PNRR con gli ospedali di comunità, le case di comunità, e per questo ci deve essere sia da parte del Governo nazionale che di quello regionale e ovviamente dell'Assemblea e della Commissione Salute il massimo impegno per poter portare avanti quella che è la medicina territoriale, perché di fatto sia gli ospedali di comunità che le case di comunità daranno risposte in questo senso. È ovvio che le criticità sono tantissime, i problemi sono molti, dobbiamo anche avere i conti in regola, i conti a posto per poter poi lavorare col governo centrale. Ci sono le criticità che vengono fuori dal caro bollette, dalla crisi energetica, dalle conseguenze di una guerra, e quindi sul tavolo, diciamo, sia del Presidente della Regione che del nuovo governo che di questa Assemblea saranno tantissime come dire, i problemi, no, che dobbiamo affrontare. Quindi da subito mi auguro ci si metta al lavoro e si possano cominciare ad affrontare ad uno i temi che mano a mano si presentano. L'emozione è quello di essere un parlamentare, ma un parlamentare della Democrazia Cristiana, quindi corona un sogno d'onore, sedere nel Parlamento più antico d'Europa, ma farlo con una maglia importante che è quella dello scudo crociato. Gli obiettivi, quello di fare bene per la nostra Sicilia, di fare bene per il nostro territorio, sapendo che c'è un'emergenza sanità che coinvolge tutta la provincia, una viabilità, quella interna soprattutto, che ha bisogno di un'attenzione. Per quanto riguarda il nostro territorio, le terme di Sciacca, che non appartengono a Sciacca ma appartengono a tutto il complesso. C'è maggiore responsabilità perché si sta vivendo un momento di crisi enorme e perché sappiamo che adesso ci sono tutte le condizioni per poter dare più risposta, avendo un governo nazionale che finalmente non è ostile. Questo però ci dà maggiore responsabilità. In qualsiasi ruolo andremo a rivestire sappiamo che la gente si aspetta da noi risposte importanti per i nostri territori, per le nostre imprese, per le famiglie, per le infrastrutture, per tutte quelle cose in cui in questi anni non siamo riusciti a trovare soluzioni certe, perché magari ci si scontrava con il no romano. Ecco, adesso questi no dovrebbero cadere, e quindi se non cadono la responsabilità politica diventa ancora più incisiva e più